Superato il limite M10 anche a Venezia, da oggi scatta il blocco. Nello specifico, livello 1 arancio, quello che vieta la circolazione per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, dalle 8:30 alle 18:30 di ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, di autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. Mentre per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti termici e delle combustioni, in questi giorni sarà vietato utilizzare impianti a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle. Perché non serve niente, perché allora i superiori a Euro 4 possono circolare, chi ha 70 anni può circolare anche con diesel rotto che fa inquinamento tremendo, chi ha gas può circolare, se sono più di 3 possono circolare. Cosa serve? E infatti c'è più traffico che degli altri giorni, non serve a niente. Non so cosa serve, se serve o non serve, è una cosa che ci sono tanti altri inquinanti molto più importanti delle auto. Credo che sia efficace perché il veloce è minimo, anzi questo potrebbe indurre magari le persone a usare mezzi pubblici, salvo che i mezzi pubblici non avessero altre problematiche. Credo che il problema esista, dovremmo affrontarlo in maniera più strutturale, trovo abbastanza ridicoli i blocchi, perché non sono che risolvano quasi niente. Poi purtroppo la nostra tradizione di Mestre è da questo lato una dei più negativi in assoluto. Io vengo da anni in cui Marghera era ben peggio di adesso, per cui se i miei figli sono sopravvissuti a quello penso che non saranno le polveri sottili che li uccidono, anche se è un problema che dobbiamo affrontare ma in maniera più seria, credo. La notizia principale oggi anche nelle locandine è proprio quella che riguarda l'allerta smog. Addirittura si legge il consiglio dei pediatri: tenete i bimbi a casa. Ma molti genitori non sono d'accordo. Meglio uscire con i bambini, anche perché li tieni a casa per farli annoiare alla fine, magari anche se esci li fai diventare le poveri sortiri, spero nel tempo si limiteranno. Speriamo passi presto e facciamo in modo di uscire, non tantissimo, però siamo nati qui e dobbiamo anche fare i conti con questo.